Ma una pizzetta di mezzanotte in camper no? Bella, bella, le vedo un po' come le coccole. Cioè, star qua un'ora a cucinarmi la pizza a fuoco lento, a mangiarla a mezzanotte, tranquillo. Sembrano cazzate, ma in realtà non sono cazzate, cioè, dipende da come le vedi tu, no? Il succo di sto canale, il bello di sto canale, è che il bello delle cose sta negli occhi di chi guarda, hai capito? Non c'entra un cazzo a Van Life, non c'entra un cazzo a Thailandia, a Groenlandia. Sempre paesi come il tuo sono diversi, per carità di Dio, ma paesi, se tu non li sai apprezzare, queste diversità o qualsiasi cosa, casca tutto, ok? Si sono liberati due posti nell'area camper, io quasi quasi mi sposto, vado a fare la Van Life là, sì, perché ho corrente, con l'acqua, con tutto. Anche perché dopo qua attacca a passare macchine del Bayonne, eccetera, eccetera. Scherzi a parte, non sono venuto qua a fare la Van Life, sai che a me piace viaggiare, quindi prendo la bicicletta e vado a esplorare tutti i posti qua intorno. Forse vado in Austria, ma non ti anticipo altro. Scaldo l'engine un secondo, apprezzo il fatto che il freno a mano funziona, colorito ma funziona. E anche che tutte le lucette adesso non ti vedi, no, perché no, è prima mattina, però funzionano tutte le lucette, che bello, abbiamo messo tutte le lucettine, consiglio. Siccome anche un po' c'è un po' l'area privacy, diciamo lì, se hai biciclette di valore eccetera, almeno nascondi la bici, cioè io adesso mi metto di culo, così almeno chi passa non la vede, insomma è già qualcosa. Ma a parte scherzi, era veramente solo che crucchi, cioè tutti i crucchi qua che ne riempie l'area camper. Per carità, sempre persone come noi, ma il fatto che sia crucchi a me fa sempre pensare che te vada loro e ste robe ce le scordiamo. E loro da noi fanno pacchia, per carità. Va ben così, cioè significa che noi siamo meglio di loro come ospitalità, come gestione del turismo, ok? Però insomma, domande, fevie, altri crucchi sono sufficientemente all'ombra, sì, credo di sì. E quindi dove abito oggi, tra parentesi ieri mia, dopo mi ha copiato tutti, tac, davanti a un vicino crucco, corrente per fare andare il clima e il riscaldamento come non ci fosse un domani, rubinetti. Ah, sei parecchio in pendenza, scarica in suspension. Almeno si abbassa un po'. Secondo regalino per la Isingano Bike. Vamos. Buongiorno Italia. Sì, andare in Austria in bici sulla statale non è una cosa proprio intelligentissima. È che la ciclabile dura niente e la provinciale dura niente, quindi sei in mezzo alla statale. Le macchine sfrecciano. Ho paura che queste specie di ciclabili, esatto, questa porta indietro, cioè non portano da altre parti, non portano dove devo andare io, nell'Austria. A sinistra ho il torrente, mi sorpassa la gente. Guarda l'umidità che viene su da parterra. Anche se su asfalto questo giro per me è eccellente, e se è eccellente per me può essere eccellente anche per te che non hai voglia di fare un cazzo, non hai voglia di soffrire, no? Perché allora siamo in leggera salita, ma in leggera salita all'andata, che significa che dopo al ritorno troverai la discesa. Dopodiché c'è ombra e freschetto di prima mattina. Se dopo c'è il caldo il pomeriggio, chi se ne frega, siamo in discesa, hai capito? Questi sono i giri perfetti, cioè l'andata alla mattina col freschetto in salita e il ritorno che quel cazzo che vuoi, tanto sei in discesa, ti prendi solo l'arietta fresca. Ok, ho visto le mappe, posso stare un pochino sotto dalla statale, guarda che bello, con ruscello, guarda il ruscello a destra, che fico, bello, sì, ora si ragiona, che bello, com'è carnico tutto ciò. Guado. Ora sto per dire una cosa seria, questa è una zona di produzione del legname da Arta Terme verso l'Austria, campo da Bayonne. Ho cambiato idea, non voglio andare in Austria, voglio andare dove, come una volta, dove mi porta l'istinto. Che bello. Se poi per caso di qua arriviamo in Austria, benissimo, però io voglio prendere tutte le stradine tra virgolette a caso adesso. A destra ho il torrente, se cado mi rinfresco. A sinistra ho i grilli, se cado niente, mi rompo le palle e basta. No vabbè, dopo non so quanti chilometri di ciclabile me la blocchi. Vaffanculo, passo di qua, porca troia. Così. Passo da qua, schivo le spazzere, passo in parte a ruspa. Eccola.
Buongiorno, sono stato ultramona perché ho un GPS fantastico, il Garmin 530, e so usare l'app Komoot eccetera, e potevo farmi la traccia, insomma qualsiasi app fosse potevo farmi la traccia. Vabbè, comunque segui sempre i cartelli FVG8, che è la ciclabile bella, perché si interrompe tantissime volte e poi riprende, hai capito? Guarda sta casa in legno strana e tutte robe strane in sta stradina strana. Sì, ci sono proprio tante casettine strane. Simpatica sta stradina, mi ricorda una ciclabile della Slovenia, adesso non mi ricordo il nome del posto, ma era prima di arrivare al lago Boizinsko, salendo per il versante di destra. Ora io condivido, ti ascolti e l'orso te magna. Antico bosco di Museis, no, salite, Maremma impestata. Ho guardato le mappe per passare per sto antico bosco di Museis. Ovviamente è una deviazione, però insomma capirai, non vale la pena, insomma, no? Guarda che bello a destra, no? Forse non vedi. È molto molto ripido, quindi mi raccomando, i bike o a piedi. Devi anche attraversare un agriturismo, segnate basso. Ma non è che da ignorante, non so, il fatto che c'è la statua all'orso sta a indicare che lei è un animale tipico, ma può da essa che mi preoccupa relativamente poco, cioè mi preoccupa tantissimo, però nel caso in cui ne vedo uno là, io giro la bici, qua siamo molto molto ripidi, quindi in discesa vado via i 60-70 e il coso d'orso e fai i 50 massimo, ma proprio in scatto, diciamo. Sì, falla anche tu sta deviazione, bello, devia ma non essere deviato. Ecco, adesso ho messo a fisima dell'orso, so qua che guardo in giro del continuo, Maremma impestava. Dopo la salita, l'amicio, Dio caro, in mezzo là te me fa sti scherzi, porca miseria, amicio, anche a te. Ma che bello qua, oh ragazzo, guarda, singano, che bei posti te me porti, sì, te l'ho detto, singano, c'è il tornante, sì, sto attento, sta calmo, sta buono, guarda là, guarda, wow, che bello, guarda, che io devo fare i misteri, devo fare i lavori, adesso vado là con le braccia conserte a controllare i misteri, massa, bella sta roba, simpatica, traversa il ponte, vai, singano i vertigini, tasi su, singano i vertigini, tabo un attimo, tasi, Dio caro, fatti calci tu, tasi, vado avanti, tasi, via, ecco là, a posto, basta, finito, ecco là, questa la dedico a Tramanzoli, vedi, segui sempre sto FVG8, Carnia, Funivia, così ti fai i posti belli, porca miseria. Poi guarda qua per fare van life, perfetto, me lo segno, manca una pausa se un giorno hai bisogno di una pausa eccetera, cioè sto parlando a me perché effettivamente le mie mappe non sono pubbliche, un giorno magari potrei anche renderle pubbliche tranquillamente, ve le condivido molto volentieri. E me lo segno come parcheggio tattico. De gustibus ragazzo, questo piace a me. Manca però solo il ruscelletto, ma c'era prima e dopo ci saranno altri ruscelletti. Guarda, te metti un ruscelletto in parte, un laghetto, e questo è il mio concetto di panorama, ecco, quello che piace a me. Qua si sono cavati il cartello, ma ogni tanto apro Google Maps così mi ripiglio la strada. Il pantanello sarà mica bello, c'è odore di cacca di mucche, quindi potrebbe essere che c'è l'orso che si è fatto l'allevamento di mucche. Ho gonfiato bene i pneumatici perché pensavo di fare solo asfalto, quindi quando ogni tanto trovo pietre o massi non è proprio il massimo. Nello sterrato invece è così, non cambia niente. Sono nel boschetto con gli uccellini. Puttana, mi ero cagato addosso una mega lepre da chilo, guarda, una volpe, che cazzo era? Dov'è? Chi lo vede più? Perché siamo un po' isolati, quindi facile trovare animali. Singano, dove stai andando? Sa tutti?
sentito un rumore strano, allora è partito il mio istinto predatorio, cioè nel senso l'istinto che io sono una preda, no? E quindi devo stare attento a chi mi vuole mangiare, porca troia. Bello, rilassante, ma soprattutto boschivo. Ecco qua, guarda il guado, ora lo attraverso come la pubblicità della Pec Perego, della Teneré. Ecco qua, genitori, così imparate a non avermi comprato la Teneré della Pec Perego quando ero bambino. Guarda come trovi già le robe tirolesi. Infatti questa Yatirada è a Saslong, hai visto? Che è più alta che altro. Ora forse indovinerai perché io sono felicissimo. Bravo, perché nelle mie aspettative c'era di fare tutta la strada con l'asfalto, no? Che non è che mi piacesse tanto, però ho detto ma sì dai, giusto per fare colazione in Austria. E poi la realtà si è trasformata in tutte queste belle ciclabili con le viste. Sta cosa alla fine non la fa mai nessuno, quindi mi sento in diritto di dirti prova. Vabbè, a parte adesso che sono in discesa, comunque volevo dirti, metti la marcia morbida e vai avanti pianissimo, proprio così, piano piano piano. È bellissimo perché ha un'altra velocità, un po' come sui treni di Tozeur di Battiato. Tutto cambia, il mondo è più magico, cambia il valore, cioè non è che cambia, non so, vedi tu che a Poiana là diventa un condor o un ippopotamo, no, resta sempre una Poiana, Dio caro, però cambia il modo di vedere la Poiana, visto? A parte vabbè, adesso che stavo parlando con te ero un po' distratto, ma rallentando puoi seguirla con lo sguardo, entrare un po' nel suo mondo per un brevissimo atto, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. L'ho sperso, vabbè, vado a perdermi di qua. Guardiamo il guado. Allora, come guado il guado? Lo guado da qua. Vai che ti guado! Wow, Pec Perego! Eccola! Ecco qua tutti i miei traumi infantili risolti in un attimo. Senti i corvi. Guarda che il mona in bici carica addosso, guarda che fa sbaruffo. Direzione Austria, ci sono tantissime belle casette. Si vede che la gente sta tanto a casa, passa tanto tempo a casa e quindi deve migliorare quel suo mondo. Dai, mi fa da cagare come statale, ma che bello, i paesini, i capitellini, e cesette, i ciosotti, gli osei che svoia. Ah, ragazzo, benvenuto a Timau, dove c'è la festa delle capre, vedi? Qua tutte le capre si riunisce e fa festin bueo, è scritto che sgarbi non le ben accetto. Anche qui a Timau ci sono dei bei percorsi, guarda, lungo il torrente, guarda che bello, e un disastro di parcheggi gratuiti ho visto, dove i camper ci stanno veramente alla grande. Vedi perché insisto a farti prendere l'e-bike? Sono te le sogni ste robe, Dio caro, a piedi, abbiamo già fatto 20 km in salita. Che gentile la gente del posto, mi ha ringraziato perché gli ho chiesto delle informazioni. Piccola tappa per sguinzagliare un attimo i miei pensieri. Allora, due cose. La prima cosa che osservo è come l'essere umano sia esageratamente attaccato alla materia. Cioè, pensati, perfino ai morti gli ha da mettere via gli ossi. Cioè, che senso ha? Seconda cosa, questo è importante, i visitatori rispetto a questo luogo, coloro che qui riposano, nessuno di loro riposare, cioè gli morti, non esiste più, si sono sacrificati anche per te. Ah, ok, allora è corretto, anche per te, perché è vero, perché in realtà si sono sacrificati per qualcuno che ha voluto la guerra, no? Che ha organizzato la guerra. Però una volta che la guerra è stata come si dice, avviata, ok, è ovvio che hanno combattuto anche per noi, questo è chiaro. Oh, sono al bar. Ah sì, approfitto, controllo anche delle gallerie, che avevo brutti ricordi di una volta che erano strette, buie, basse, eccetera. Ho detto col camper
Questa ovviamente è enorme, mi riferisco alle ultime, quelle nei tornanti, c'avevo la galleria nel tornante. Aspetta, bar trattoria e laghetti camping, facciamo un attimo una piccola sosta perché qua forse è venuto Francesco e mi dice di andare a vedere parcheggio camper. Guarda che bello, in riva al torrente, ok? È da capire dove che si entra. Che bello per venire a mangiare qua, che figata. Oh, non so Cesco, è un po' caotico come posto, proprio in bordo strada. Boh, vedremo più avanti, dai. No, invece ha ragione Cesco, il parcheggio, ecco dove è il camper, è dopo la trattoria il parcheggio, ok. La van life, saluta la van life. Ciao van life. Aumento l'assistenza perché sono sudato fradicio. Adesso sì, va già liscio adesso, che bello. Sì, sono sicuro di aver fatto una cazzata perché a sinistra vedo una stradina che passa in mezzo alla natura, io giustamente sono nella statale in mezzo alle macchine, però siccome viene interrotta tantissime volte, io non ho caricato la traccia, ripeto, non posso tentare di continuo le strade per poi sbagliare e tornare indietro perché scopri che sono chiuse, non vanno avanti oppure deviano per altre direzioni, eccetera, hai capito? La traccia è importantissima anche per questo, non per perdersi, ok? Non per quello, ma per sfruttare al meglio il tempo e l'energia nelle gambe che hai, ok? Con la traccia sai dove andrai e quanti chilometri farai. Dopo è diverso se uno tipo come me oggi vuole andare così a cazzo, ecco. Però ti dirò, 50% a cazzo e 50% voglio andare in Austria. Allora, qui c'ero venuto a pranzo. Ah, è chiuso, che peccato, tanti anni fa col CP. 12 tornanti, via col primo, moto, piega, dai, piega, bravo. Era un camper della Van Life, tu viste? Ma che rampega su, va a fare la Van Life in Austria. Qua invece fa Van Life qua in il tornante. Vabbè, dai, ognuno fa Van Life che vuole. Che passa i bilici, quindi in teoria non dovremo avere problemi. Guarda a destra, vai là. Che bello, una di quelle rare volte che scrivo ai clienti ora non posso parlare, scrivimi, perché ragazzi, guarda che figata, cioè è rilassantissimo, è bellissimo sta roba fatta, seppur sia nella statale, boh, le gallerie mi sembrano enormi, boh, vediamo più avanti. Sì, sotto c'è un sentiero da eiacularsi, guarda che bello, beh, il torrente in secca, quasi tutto in secca. Ma guarda che spettacolo che era quel sentiero. Ma siamo altissimi! La pendenza è solo del 7%, però vabbè, quota 1149 metri, non siamo alti. Sono al sesto tornante, quindi a metà strada, sono 12 tornanti. Settimo tornante. Ah, eccola lì la galleria che dicevo, però c'è appena passato questo camper qua. Ciao camper, hai visto? C'è il limite massimo 3 metri, devi stare proprio al centro, guarda com'è fatta. Occhio adesso che la facciamo e guarda quante ne hai dopo, vedi? Ah no, 3,80 metri, vabbè, però insomma vedi, mi ricordavo che c'era la galleria nel tornante, forse era anche sera con la neve, non mi ricordo, sì, forse non era proprio il massimo, ok? No, vabbè, camperabile tranquillamente, dai, adesso ho capito come sono queste gallerie. Si sale qua, maremma impestata. Decimo meridio, questi fa Van Life del tornante. Oh, 12° ed ultimo tornante, amici telespettatori o monitor spettatori, sì, perché mi guardate dal monitor. Là, gefongami. Là. Tac, ex dogana Austria, buongiorno Italia. Aspetta, ok, no, io eviterei se bisogna andare di qua, difatti vedi, no, è lunga e buia sta galleria, porca miseria. È altissimo, sono sotto una pala eolica con una L. Museo all'aperto, che c'è qua di museo all'aperto, sentiero storico, no, ho già dato, dai. Ragazzuolo,
torno indietro. Non è che non voglia fermarmi al bar lì a prendere una birretta, è che il bar è prima del confine, cioè capito? Io non ho voglia di andare al bar, però se il bar era in Austria sì, per quello ho provato a proseguire e niente, aspetta, tutti i bissi strani. Niente, ci vuole la prossima volta delle lucette, magari puoi anche farle le gallerie, però con un minimo di testa, cioè con la lucetta sia davanti e soprattutto dietro, che io non ho. Il governatore di Roma pose sulla Julia Alpes questo simbolo Augusto, che è la lupa, no? L'azienda della strada costruttrice volle qui riprodotte queste iscrizioni a ricongiungere le antiche e le nuove vie imperiali. Cioè, vedi, già avevano intenzione di continuare a sterminare per conquistare altre terre, no? Vai, torno dietro, ciao, arrivederci. Cazzo, mi ha sorpassato per rallentarmi, porca troia, ma è una fissa quella di rallentarmi, porco zio cane. Guarda, mare non è stata là. E taga e luci, taga la uso, io dai, le tira su e dici. Sono portato in discesa al camper, stavo cercando dei posti anche di qua, un po' immersi nella tranquillità, ma ci sono buche troppo grandi e certi camper possono toccare sotto gli scarichi piuttosto che il gradino, eccetera eccetera, quindi peccato, ma vabbè, questo non proseguo, più che altro perché vedi, non so quanto fondo è, cioè vabbè, questo poco, ma gli altri erano belli fondi. E ora qua metterti col campere qua, ti metti qua, fai la van life qua, guarda, e poi sei attaccato al sentierino, perché lì è l'area camper, non so come ci si entra, forse da qua, o ti puoi mettere anche qui fuori. Oh, e che sono in bici, c'è da ancora capire come cacchio si entra in quest'area camper, porca miseria ragazzi, perché è molto carino come posto, guarda, messo così nel verde, non è male. Poi Francesco mi dice, se ti metti fuori puoi stare gratis, credo sia lì fuori che sia anche in riva al torrente. Capirò un giorno com'è sta area camper, per il momento non ho capito mia tanto, mi angiuiva. Vaffanculo, tu e il mulo, no, è troppo fondo per la bici elettrica. Vabbè dai, ascolta, è tardi ragazzo, ci salutiamo qua, nel senso questo giro finisce qui perché adesso prendo la statale che sono stanco e ho fame. Ciao ciao, saluta a tu saluta, come potevi dire boccia, tu saluta, hai salutato. Allora ragazzi, se vuoi informazioni sull'area camper di Arta Terme cercati i video che li avevo già fatti, 2 in teoria, mentre se vuoi informazioni sul giretto guarda qua, 52,22 km. Sì, che sono pochi, però in montagna insomma no, c'è una salita di oltre il 10%, quindi insomma non è stato poco. Guarda che capolavori, affrittata col speck, con le gambe distrutte dalla salita e il nuvolo che io adoro. Cioè a me il sole sinceramente sta anche nelle palle, mi fa in solo che mal di testa. Secondo me ora una vasca di Macedonia, ci svuotiamo dentro un bel yogurt alla vaniglia da incapotasse, anche perché la frutta avevo scelto quella proprio di prima scelta, cioè roba buona. Ed è perché pensavo, cioè vai fuori, ti prendi un tostino di merda a 7 euro, e allora cosa stai là a risparmiare sulla spesa? Cioè prendi, te capì? Singano che si perde e fa perdere gli altri, la troia. Io mi ricordo che c'era quel sentierino che il vecchio aveva detto, dai che ho tagliato l'erba, aveva farlo. Boh, forse perché è cresciuta troppo la vegetazione. Non so. Guarda questo fiore dei nobili,
dei ricchi. Tu mi dirai perché? Perché un tempo il colore viola era il colore dei ricchi, in quanto era difficile, sto dicendo un tempo, era difficile da riprodurre. Studi scientifici da me condotti dimostrano che piove, vedi tu, questa qua è la mia ombrea, vedi tu, tutta arrugginita, vedi tu qua. Ah, guarda ragazzo, beh, quello è Marco Caldogno, lo conosci. Questo è il centro di Arte Terme, l'altra volta non avevo fatto il centro. Questo è un edificio, quello no, questo è un furgone. Alle mie spalle il parchetto, un comodo parcheggio dove tranquillamente puoi prendere la rincorsa e andare dentro col camper. No, non devo andare in farmacia. E tutti, guarda, gli affreschi 3D, vedi, quello va in dentro e anche quelli sopra le case vanno in fuori. Guarda che controllo come sono le chiese qua. Tipo quelle di Treviso, del Trevigiano, fredde, spoglie. Sì. Ma sai che la sto apprezzando tantissimo questa sedia, perché è molto più leggera delle Brunner e molto più comoda delle Brunner, che costano tanto per il cazzo le Brunner, vedi a volte. Ah, e io pianto il tavolino qua, in tel parcheggio, vista là, esatto, vista quel paese che non so cos'è. Avevo detto a Marco di mettersi di là in libera, no? Tanto abbiamo il frigo compressore, se non ci serve a niente l'elettricità. Però se è proprio una questione psicologica, cioè il fatto di avere corrente gratis, piazza gratis, ti fa star qua. Questo potrebbe essere anche un bel input per i comuni che magari non vogliono i camper sparsi quella. Se fate una bella area camper che dia un motivo alla gente per andarci, ok? Ossia che la attiri questa gente, hai risolto tutti i problemi, non serve che fai le leggi illegali violando l'articolo 185 del codice della strada, poi dopo finire in tribunale e zappati anche i denti e finire sul giornale, uno a caso il comune del Caorle, e tutti vivono felici e contenti, no? Senti, non sei scorrese non sei il temporale, sentito? Che storia. Comunque, gentile pubblico, Marco Caldogno non apprezza la mia zuppa tuning di la velluta. Non apprezzo nessuna vellutata, non la tua. Capivo, ma ieri gli ingredienti special, tutti gli additivi, cioè, so. L'unica roba bella dell'estate è il mangiare fuori. E tu mi dirai, no, singano le zanzare? E mi ti risponde, no, qua Arte Terme no, neanche una zanzara, c'è proprio zero di niente, zero, come dice i foresti, lo capivo? Tipo una mossa Street Fighter, una combo in Mortal Kombat, no, non c'entra niente, cioè zero vuol dire zero. Di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari, in una vecchia miniera distese di sale. È un ricordo di me come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra
un'altra velocità, passano ancora lenti treni per Tosè. Dai do da bo dai dai do dai dai do da bo do da do dai do da do dai dai do da. Doch wir wollen dich nie zeigen, ob du willst. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosè.